benvenuti in un nuovo video sul canale di Shark Racer. Questo è uno dei primi video del 2024, nuovo anno però vecchi posti, sempre quelli. So che non porto contenuti molto diversi, però questo è uno dei giri più belli che ci sono qui a Verona, e essendo che anche dovevo riprendere un po' pratica, mi è sembrato opportuno portare questo contenuto. In questo video dovete sapere che è un martedì esattamente prima che torni il brutto tempo. Quest'anno è stato un anno molto particolare per via di meteo. Praticamente ad aprile ha fatto una settimana da maniche corte con 30 gradi e poi è tornato il brutto tempo e praticamente siamo tornati a 4 gradi rispetto ai 30 che c'erano prima, e ovviamente mi sono ammalato, infatti c'ho il raffreddore. E a parte salutare gli altri amici motociclisti o anche motovlogger, cioè potrebbero essere benissimo, e facciamo questo giretto, cerchiamo di divertirci soprattutto in sicurezza. Oggi devo dire che Zeus è molto in forma, lo sento bene e quindi sono contento comunque, tutto sommato. C'ho gli specchietti un po' sporchetti, ma vabbè, a parte quello, comunque ci si vede, l'importante è vedersi. E devo dire che Zeus veramente non me lo aspettavo che fosse così in forma. Quest'inverno ho dovuto usarlo svariate volte perché sono rimasto a piedi con la rapida. Scusate per la tosse. Questo maledetto raffreddore non mi molla, un po' come io non mollo qui sopra Zeus. Quest'anno ho delle novità, ho praticamente formato 3 motociclisti, nuovi motociclisti, dove gli ho insegnato le basi con Zeus, anche se un po' ho dovuto fidarmi chiaramente, però bene o male insomma sono stati abbastanza bravi, stanno prendendo, cioè 2 su 3 hanno già preso la patente, il terzo la sta prendendo e stiamo andando abbastanza bene anche noi. Tutto sommato quindi Zeus è stato partecipe di una nuova vita di nuovi motociclisti, uno che non è stato fortunato perché purtroppo ha comprato una 500 e ha avuto un grave incidente subito e si è spaccato la caviglia, ma tranquilli che ora si è già ripreso per fortuna e ha già in mente di prendere una nuova moto oltre che anche un'altra auto pure. Io in tutto questo devo ancora fare il contenuto, praticamente compro la mia auto dei sogni, che ci sto lavorando, e per quelli che mi conoscono in real sanno bene che auto ho sempre sognato, oltre che alcuni sanno già che auto ho perché ne hanno già visto, quindi nel senso vabbè, non sarà una sorpresa, però oltre a quello comunque non vedo l'ora di sfornare un bellissimo video sulla mia nuova auto dei sogni che ho, anche se non ho preso la versione più potente di motore, non importa quello, perché purtroppo potevo permettermi diciamo il modello che sono riuscito a comprarmi, però a parte questo è stato comunque una bellissima storia che racconterò chiaramente anche nel video dedicato, e veramente ci sono state un po' già disavventure oltre che avventure, ma tutto è filato per il verso giusto alla fine comunque, in un modo o nell'altro, quindi comunque siamo contenti. Spero che voi stiate tutto bene, non come me che sono raffreddato. Però Zeus non è per nulla raffreddato, cioè, vedete come gira benissimo, è una cosa proprio, sono proprio contento, posso dirlo, sono contentissimo, perché montare in sella dopo un po' di tempo che
e avevo preso un po' di polvere, sia Zeus che io, e anche se non sto benissimo e tutto, insomma, andare così bene è bellissimo. Ok, andiamo Zeus, andiamo. Questo giretto comunque è il classico giretto al brentonico, per chi va tanto di, diciamo, di info per andarci anche lui. Il brentonico è sempre bellissimo, infatti qui c'è un bar famoso dove c'è sempre motociclisti, cioè è un bellissimo posto, però qui è dove si comincia ad andare su, cioè non siamo neanche ancora nella zona bella, però avevo già fatto diversi video. Ci sono video con la Kawasaki, ci sono video con Zeus, che è la Honda CBR appunto, cioè ho fatto contenuti di qualsiasi tipo su questo passo praticamente, che è il brentonico, e merita comunque sempre, anche se ogni anno ci vengo e faccio anche il video, che non è una novità, non importa, io lo pubblicherò comunque perché va bene così. Che bello salutarsi tutti, bellissimo. Comunque oggi stranamente, allora, non dovrei dirlo proprio, però ho speso poco per far benzina al pieno a Zeus, cioè mi aspettavo di spendere molto di più, quindi tutto sommato sta andando veramente bene e sono contento. L'importante è che adesso Zeus non comincia ad avere un vortice tipo buco nero nel serbatoio che mi ciucci tutta la benza, cioè cerchiamo di fare un po' di chilometri, adesso va bene, abbiamo fatti 70 da quando ho fatto il pieno e di solito almeno 180 km li facciamo almeno, anche se sono andato un po' spedito. Fresco, c'è fresco ma non troppo, mi aspettavo di peggio per essere maggio, che comunque c'è stata una stagione strana, cioè molto più fredda del solito, appunto parliamo di 4-8 gradi, cioè una miseria, però tutto sommato oggi si sta veramente bene. La previsione dicono che da domani, che è l'1 maggio, festa, io lavorerò e pioverà perché sta andando bene il viaggio con Zeus adesso. Vediamoci un attimo i gioielli di famiglia per sicurezza, perché da quello che ho detto, cioè, non si sa mai effettivamente, perché non so come è andato il viaggio. L'importante è che la GoPro registri un po', vediamo dove arriverò, comunque vabbè, poi ci lavorerò su questo video e al limite taglierò. Mi dispiace di tutto quello che dico che magari poi non verrà registrato perché è un po' scarica e c'ho solo questa batteria, l'altra è scarichissima, quindi nulla, finché dura questa batteria facciamo qualcosa, dei contenuti e poi si vedrà. Scarico di una marcia, curva a destra, imposto, via, esci un po' col culo, perfetto, sinistra, anche destra, via col culo e via. Col sedere? No, col culo, col sedere, scusate, family friendly. Sì, col fondo schiena, bisogna muovere fondo schiena. Bene. Purtroppo c'è un po' di traffico anche se è martedì, cioè cosa ci venite qui a fare con la micra il martedì? Cioè, io non lo so. Io capisco l'autobus che effettivamente, insomma, grazie, l'autostrada, che gentile. Pressione all'autobus, eccolo, guarda come sto cercando di mettergli pressione. Lui
al fronte dei 3000 quintali rispetto alla mia stupenda moto Zeus. Non può nulla signori. La pressione lo sta inghiottendo, De Simon lo sta inghiottendo in 3 Scania. Sì, a parte le cavolate, vabbè, fra poco dovrei sbarazzarmene, in teoria sbarazzino, e vediamo. Comunque per ora siamo a Ferrara di Montebaldo, che è sempre un posto bellissimo. Perfetto. Aspetta l'autobus, sta per arrivare. Eccolo. Siamo arrivati insieme comunque. Erbetta per terra che non mi è piaciuta per niente da vedere lì. Mamma mia che urlo. Stai girando già Dio. Tornante a destra, le indicazioni dicono così, quindi prepariamoci a scalare una marcia, entriamo non pinzati, accelera, vai, bene, bocca come l'ho fatta bene. Careggiata, mi raccomando, per quanto sto andando forte accelerando, rimani nella careggiata, mi raccomando, che non siamo in pista. Benissimo. Albaredo. Allargala un po', esatto, bravo. L'ho fatta perfetta. Ops. Ogni tanto c'è questo problema che mi va in folle non tirando bene, perché non voglio che mi faccia troppo stock adesso quando... Ok, perfetto. Qui avevo trovato la linea che avevo fatto le foto, era stato bellissimo. Vai, perfetto, me la sto facendo benissimo. Porca! Mi ricordo questa cosa, che avevamo già sbagliato una volta. Quando io ero con quelli col motardo, me lo ricordo che avevamo sbagliato questa cosa. Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!